danza a nessuno. Addirittura si arrabbia se, se non realizza lui, realizza il compagno, no, a parte questo c'è uno spirito abbastanza valido all'interno della squadra e a parte Severini che è innegabile il suo apporto, il suo contributo, Di Francesco, Eusebio Calcaro questa sera in porta ha fatto due o tre cose valide perché, attenzione, prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra avversaria, una partita corretta, una bella squadra e chiaramente anche il punteggio largo non dice la verità sui valori in campo, però è stata quelle serate particolari che stavolta è andata molto bene per noi. Bei gol, belle azioni, è stata un'ottima partita. Adesso niente, stiamo in finale di stagione, stanno uscendo fuori le cose positive che avevamo detto all'inizio. Ma la prossima partita sarà quella fondamentale per noi, cerchiamo di affrontarla nel modo giusto, gli Hammers è una squadra piuttosto robusta, piuttosto preparata, per cui vediamo, col Cotton è ovvio che partiamo sfavoriti, però è sempre una partita di calcio, si gioca tranquillamente. Poi l'ultima partita di solito è una partita che non dovrebbe essere poi decisiva per certi equilibri di classifica. Ripeto, buona partita, il comportamento in campo di tutte e due le squadre è stato non buono ma ottimo e che chiedere di più?